Ma gli aumenti da oggi? Se ne è già accorto? Una roba normale. Il traffico è ancora quello delle feste, pochi mezzi pesanti, pochi pendolari, qualche famiglia in vacanza. I viaggiatori se ne accorgeranno nei prossimi giorni. Chi ha il tele passa al momento della fattura, a fine mese. Il 2013 lungo le autostrade del nord-est si è aperto con l'ennesimo aumento dei pedaggi. Aumenti del 12-13% sul passante nel tratto friulano della A4, leggermente più contenuti tra Padova e Venezia, dove comunque, tra Padova Est e Mestre, ora si pagano 3,20 € contro i 2,90 che bastavano fino al 31 dicembre. Per il passante invece pedaggi ritoccati del 13,55% e lungo 32 km, caselli più vicini, sono Preganziolo e Spinea. Azzeriamo all'entrata, a Spinea segna poco meno di 20 km, paghiamo 2,40 €, ovvero 12 centesimi al chilometro. Per chi lo fa tutti i giorni, con il rischio magari di distrarsi ed essere immortalato dall'autovelox, è una bella cifra. Si è accorto già lei? No, perché ancora, guarda, ho soltanto sentito l'aumento e basta. Adesso... Se ne accorgerà tra poco. Ecco, immagino, adesso vediamo... Dove arriverà adesso lei? Dove uscirà? Dobbiamo andare verso... Allora, aspetti, che adesso verso Udine, fino a Udine. Dopo vediamo quanto aumenterà e... Purtroppo non ci possiamo fare niente, no? Dobbiamo pagarla. Ora Padova Est Treviso Sud costa 4,5 €, Mogliano Treviso addirittura 2,5 € per 16 km. Che bello, è una gioia. Beh, ovviamente sta scherzando. No, siamo mal messi. Se ne è già accorto lei di questo? Sì, ho visto il pagamento dell'autostrada da 2 mesi fa che sì, è un disastro. Rubano solamente alla povera gente. Dalla Romagna questo è il messaggio. Ormai siamo in una fase che aumentano tutto, quindi è una cosa che... Sta zitti e pagare. Bisogna accettare che se non si è d'accordo, insomma.